Caos Trasporti e CTV nel weekend della Mostra del Cinema, tra blackout a tornelli e biglietterie e code interminabili con battelli strapieni, frutto della politica di Brugnaro, la denuncia del PD veneziano. Maltempo, nuova allerta arancione su Venezia da stasera fino a domani, l'avviso della regione, evitare spostamenti. A Marghera è aperta anche la sala operativa della Protezione Civile regionale. Fuoco sul portone della sede INPS di Santa Croce a Venezia, è successo questa mattina il secondo episodio. Nel giro di pochi mesi si cerca l'autore utilizzando le immagini di videosorveglianza. Dopo la scalata vietata al ponte di Rialto nel fine settimana, sarebbero già pronti i DASPO per i due turisti alpinisti che in barba ai divieti si sono arrampicati fino in cima. Arianna, nota maestra di tennis veneziana, è venuta a mancare a soli 39 anni, il male scoperto soltanto 3 mesi fa. La notizia ha sconvolto il Lido questa mattina nei giorni della Mostra del Cinema. Adiconsum lancia l'allarme, sono truffe le telefonate che promettono aumenti delle tariffe energetiche. Attenzione a non fornire dati personali o pagamenti. Kim Novak, leone d'oro alla carriera, 92 anni, 8 minuti di applausi in sala grande per la diva ribelle. Oggi riflettori accesi anche su 2 pellicole in concorso fra religiosità e sport. Buonasera e benvenuti a questa all'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. L'apertura oggi è dedicata al caos nel trasporto pubblico veneziano in questo fine settimana, in contemporanea con la Mostra del Cinema. Per il Partito Democratico veneziano sarebbe il fallimento della giunta Brugnaro, frutto di anni di tagli e disinvestimenti nel settore. Caos trasporti a Venezia, in questi giorni lo abbiamo visto con battelli strapieni, code interminabili, una situazione intollerabile per i veneziani ma anche per coloro che vengono a visitare questa città. Con la mostra e migliaia di visitatori in città, il servizio CTV è andato di nuovo in tilt, blackout ai tornelli, alle biglietterie, battelli strapieni, code interminabili agli imbarcaderi. Una città come Venezia non può essere ridotta in queste condizioni. Così la denuncia del PD veneziano con la segretaria Monica Sambo. In questi anni l'amministrazione Brugnaro ha continuato a disinvestire e a depotenziare il servizio di trasporto pubblico locale. Lo ha massacrato a partire dai suoi dipendenti. Oggi manca personale in tutti i settori e la difficoltà a reperirlo sarebbe la conseguenza diretta delle scelte politiche di questa giunta, fatta di tagli e corse agli stipendi, l'affondo sempre del PD. E allora adesso si fa fatica a trovare appunto i dipendenti, ma negli anni appunto in realtà si è disinvestito proprio nel personale che adesso invece si ricerca. Il paradosso è che le risorse ci sarebbero, il bilancio comunale è in avanzo e CTV versa milioni nelle casse del comune con la cosiddetta quota Zappalorto. Invece di destinarli a rafforzare un servizio vitale, li utilizza per il palazzetto dello sport o per grandi eventi come il Salone Nautico, conclude una agguerritissima Sambo. Servono più risorse e più investimento pubblico nel trasporto pubblico locale, un trasporto e un servizio essenziale in una città appunto come Venezia. Torna il maltempo e l'incubo, temporali e allagamenti con la nuova perturbazione che da stasera interessa la regione per 24 ore. Previste precipitazioni localmente anche forti e persistenti, specie sui settori centro-orientali tra Prealpi e costa, dove sono maggiormente probabili quantitativi complessivi più consistenti. Per questo la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato l'allerta arancione nelle aree Piave Pedemontana, Basso Piave, Sile e Bacino Scolante in Laguna, Livenza, Lemene e Tagliamento. In tutto il resto della regione è stata dichiarata l'allerta gialla. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi, diffusi e in rapida evoluzione. L'avviso è valido dalle 20 di oggi alla mezzanotte di mercoledì. Incendio all'alba al portone d'ingresso del palazzo dell'INPS a Venezia. È la seconda volta e è stato immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. All'interno a quell'ora non c'era nessuno. Dopo aver spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo dello stabile con una termocamera per escludere altri focolai. Sul fatto indaga la Digos. Adiconsum Venezia lancia l'allarme. Attenzione a chi prospetta via telefono aumenti fittizi delle tariffe di energia. Si tratta di una truffa.
Ennesima truffa telefonica. L'allarme arriva da Adiconsum Venezia che dice di prestare la massima attenzione. Alla vittima di turno arriva una chiamata da un cellulare 347 882 5982 dove vengono proposti fantomatici gestori comunali dell'energia e si prospettano aumenti fittizi delle tariffe. In pratica i malintenzionati si fingono operatori ufficiali e spaventano gli utenti parlando loro di costi in crescita puntando a far cambiare il fornitore. Siamo davanti a delle pratiche fraudolente, dichiara la presidente di Adiconsum Venezia, che violano le tutele previste dal Codice del Consumo. Ricordo che nessun ente comunale mai e poi mai gestisce in modo diretto la fornitura di energia. Non solo, continua, i cambi di fornitore devono avvenire con il consenso esplicito e informato, ma è anche un diritto del consumatore ricevere informazioni chiare, veritiere e complete. L'associazione dunque si raccomanda di non fornire via telefono i dati personali o bancari e di verificare sempre l'identità di chi chiama, anche perché basta dire un banale sì per far partire il nuovo contratto. Lutto al Lido di Venezia, è morta all'età di 39 anni Arianna Bologna, giovane istruttrice di tennis veneziana cresciuta sportivamente nel TC Lido di Venezia. Dopo la laurea in conservazione dei beni culturali si era dedicata anima e corpo alla sua grande passione, il tennis e lo sport, diventando un punto di riferimento per tanti giovani. Lascia un vuoto enorme in tutta la comunità. Anche la mostra oggi l'ha ricordata. Già pronti i Daspo a carico dei due turisti che nel fine settimana hanno scalato il ponte di Rialto a Venezia sfidando divieti e sicurezza. Hanno trasformato il ponte di Rialto in una palestra a cielo aperto, arrampicandosi come fossero su una parete di roccia. Protagonisti dell'ennesima bravata due alpinisti che nel fine settimana hanno scalato il ponte più antico sul Canal Grande, ignorando il divieto e mettendo a rischio la propria sicurezza e l'integrità stessa della struttura, patrimonio UNESCO. Episodio accaduto poco prima dell'1:30 di notte, foto divenuta subito virale dopo essere stata pubblicata sui social da venezia.com e scattata da una nota regatante veneziana. La Nena Almansi è una vogatrice e passava di lì per caso all'1:20 e ha fotografato la scena, poi chiamando immediatamente le forze dell'ordine. I due turisti cafoni pare di nazionalità ungherese. Sì, lei ha individuato che fossero ungheresi dalle urla che lei ha detto che facevano. Impresa che dopo la denuncia della vogatrice non è passata inosservata nemmeno dalla Smart Control Room della polizia locale. Le telecamere comunali li hanno ripresi in azione, permettendo di individuarli. Ora, mentre si stringe il cerchio attorno ai due turisti cafoni, pare siano già pronti i Daspo a loro carico, fatto che in città ha suscitato polemiche e indignazione tra rassegnazione e sconforto. Noi purtroppo siamo abituati, Venezia è una città turistica e quindi è un palcoscenico per ogni imbecille che voglia fare la sua bravata. Controlli a tappeto a Chioggia nel mese di agosto da parte della polizia con 350 persone identificate e 3 fogli di via dalla città, soggetti che dopo le verifiche effettuate dagli agenti sono stati considerati a vario titolo socialmente pericolosi e per questo non potranno più accedere a Chioggia. I controlli sono stati pianificati dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica secondo le direttive del prefetto a prevenzione e contrasto di episodi di criminalità e di degrado urbano. Oggi i riflettori della Mostra Internazionale del Cinema si sono accesi sul Leone d'Oro alla carriera che è andato a Kim Novak e su 2 pellicole in concorso fra sport e religiosità. Nel giorno in cui l'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia conferisce il Leone d'Oro alla carriera alla musa di Hitchcock Kim Novak, il festival parla inglese. In sala giunge Il testamento di Henri di Mona Farrow, film che crea un contrappunto musicale sulla carismatica fondatrice di un movimento religioso radicale di fine Settecento. Così la regista racconta la scelta del soggetto. Ho trovato questo nella storia di Anne Lee, ossia il modo in cui lei guida gli altri. L'ho visto in come gestiva le sue
relazioni con gli altri, e l'ho visto anche permeare tutte le sue idee, e credo che sia questa, che siano state la sua gentilezza e la sua empatia a colpirmi, il fatto che lei volesse davvero creare un luogo dove tutti potessero essere uguali, donne, uomini, bambini, molta empatia anche nei confronti dei bambini, e credo che sia un qualcosa di cui è molto importante parlare oggi. Il film mette in luce anche la potentissima interpretazione di Amanda Seyfried, una sfida, come lei stessa racconta. È stato un qualcosa di estremamente speciale, e in questo caso interpreto una donna che ha vissuto moltissime esperienze dolorose, ma che riesce a superarle e ha questa devozione nei confronti di Dio, e in questo caso interpreto anche una donna che è riuscita a trovare il suo posto nel mondo, e in un mondo in cui le donne sicuramente non erano in una posizione di importanza, di guida, quindi è stato davvero illuminante. In sala anche The Smashing Machine, film a stelle e strisce di Benny Safed, che ripercorre la storia del lottatore Mark Kerr, leggenda delle arti marziali miste, una pellicola che dei campioni racconta anche l'umanità, come questa mostra. E Lido ha raccolto grandi apprezzamenti Sotto le nuvole, un film italiano in concorso diretto da Gianfranco Rosi. Allora ascoltiamo la nostra intervista al regista, già Leone d'Oro a Venezia. Il film italiano Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, in concorso a Venezia 82 alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, conquista la Sala Grande con applausi scroscianti. Il regista italiano, in una nostra intervista dedicata, racconta come è nato il film e ribadisce il suo legame indissolubile con Venezia, dove ha già vinto il Leone d'Oro. È la terza volta che sono in concorso qui a Venezia con un film, e il film, sì, ho passato 3 anni tra i Campi Flegrei e il Vesuvio, e il film racconta questo lungo viaggio e i personaggi che ho incontrato nell'arco di quel periodo che ho letteralmente vissuto a Napoli per 3 anni. Tu, appunto, i tuoi lavori, sei uno che vive nella realtà dove poi andrai a girare il film, cioè la frequenti, la vivi da residente lì. Sì, il tempo dei miei film è il tempo degli incontri, delle storie, dei personaggi, quindi quando inizio un film inizio senza una sceneggiatura, sapendo molto poco dei luoghi che incontrerò, perché sono degli incontri e tutto poi nasce dagli incontri. Prima un incontro con un luogo, poi incontro con i personaggi che riflettono quel luogo, e poi piano piano c'è una storia che col tempo si dipana e arriva a una conclusione. Il bianco e nero scelto per dare ancora maggiore valore al tempo. Ho avuto già un dono enorme da Venezia, che è stato il Leone d'Oro, e io penso che i premi non si devono mai attendere, quando si vincono non si devono dimenticare, quindi poi iniziare con un nuovo progetto, quindi è un meraviglioso ricordo che rimane indelebile dentro di me, però ripeto, Notturno è andato un po' via, però va benissimo, fa parte del gioco. E poi un forte appello alla pace e alla figura di Papa Francesco, cui Rosi ha dedicato alla Mostra di Venezia un riuscitissimo documentario In viaggio. Lanciamo un appello da Venezia per la pace da parte di Gianfranco Rosi. Certo, lo lanciamo, e soprattutto una pace dove quello che sta succedendo adesso in Palestina, però non dobbiamo ricordarci di questi momenti soltanto quando ci sono questi eventi istituzionali, no? Dovrebbe essere un grido perenne con qualcosa di molto più forte, non so che cosa, io cerco di fare nel mio piccolo attraverso i miei lavori, i miei film. Grazie, un grande saluto a tutti, grazie. E ora andiamo a conoscere colui che è stato citato dal presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco come esempio delle maestranze che lavorano dietro le quinte del festival. Si chiama Roberto Sauner ed è il custode del Palazzo del Cinema. Questo è 50 anni quest'anno che lavoro alla Mostra del Cinema, perché ho cominciato minorenne, ma questo non si può dire, già con mio papà. Nel 75. Ecco, volevo dire, c'è stato anche quest'anno, sono stati fatti dei lavori importanti al Palazzo del Cinema. Sì, sono stati fatti dei grossi lavori,
sia al Palazzo del Cinema sia all'attigua sala del Pala d'Arsena. Sono stati fatti delle migliorie ovviamente e adesso si stanno facendo gli ultimi aggiustamenti, tutti pronti. La vediamo con un fuoco in mano, ha fatto la rassegna già delle cose da fare? No, questo veramente gira un po' delle fosse settiche che sono molto importanti, visto che i palazzi vengono a sostenere l'assalto di migliaia di persone. E lei è qui anche nel periodo in cui i vari selezionatori selezionano i film, quindi la mostra la vede proprio nascere quando ancora nessuno sa quale sarà il programma. Sì, hanno visto nel giro di 2 mesi più di 5.000 pellicole, perché è una commissione ovviamente costituita da un certo numero di persone e insomma vediamo. Qualche film riesco anche a vederlo. E con la testimonianza e i racconti del custode del Palazzo del Festival del Cinema di Venezia si conclude questa edizione del nostro telegiornale. Nel ringraziarvi per la cortese attenzione vi lasciamo con le previsioni del tempo. Arrivederci.